Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare un po' delle tempistiche, dei tempi che stiamo vivendo tutti noi ogni giorno che passa, insomma praticamente di quello che sta avvenendo un po' intorno a noi. Noi abbiamo visto negli ultimi 15 anni arrivare questi social tipo Twitter, Facebook, Instagram, e chi più ne ha più ne mette, chat italiane, roba del genere, che in fondo hanno dato la possibilità a molti di farsi conoscere e contribuire in un certo senso a espandere. Io parlo per chiaramente Marietto Veneziano, anche la radionica, la radiostesia. Il vostro Marietto ha scelto di far conoscere la radiostesia e la radionica perché gli è stato dato questo compito 40 anni fa e lo ha fatto suo malgrado, nel senso che chiaramente quando me l'hanno spiegato da piccolino io ho avuto delle resistenze, ma poi era il mio compito e l'ho fatto e penso che qualcuno abbia raccolto i frutti. Chiaramente, come sapete, io ho dato, non per esaltare il mio ego, ma il vostro Marietto ha fatto un bel lavoro, ma non perché voglio delle medaglie, ma molti hanno potuto approfittare di questi circuiti radionici e quadranti radiostesici, sempre stati fatti e dati in modo gratuito. E quando siamo partiti 6 anni fa, appunto, con una veggente mi aveva spiegato che molti li avrebbero potuti prendere, altri se li sarebbero venduti, altri scambiati, ma sarebbe stato sicuramente un successo. Ma perché voglio dirvi questo? Prima di tutto questi circuiti radionici e quadranti radiostesici sono stati dati gratis per poter far conoscere questa possibilità al popolo italiano soprattutto e anche un pochettino quello inglese e tedesco. Poi perché questo? Perché stanno arrivando dei tempi un po' impegnativi, tempi un po' corposi e quindi la mamma italiana, la nostra nazione, ha bisogno di una mano di tutti. Però ultimamente, non sempre, ma capita ogni tanto che qualcuno in PVT mi scrive senza mai aver magari visto o non aver visto almeno tutti i miei video o le pillole e non aver magari letto nei gruppi Facebook o Twitter cosa posto e quindi mi fa delle domande un pochettino che mi lasciano un po' con l'amaro in bocca. Io capisco che ci siano persone che magari entrano le prime volte in questo mondo e sono un po' new ageanti e pensano ancora alla new age, e magari pensano che il mondo sia solamente unidirezionale come la pensano dall'altra parte dell'oceano. Però bisogna anche aprire un po' le tapparelle mentali e cercare di guardare fuori la luce. Quei insegnamenti che elargisco, che non è farina del mio sacco, ma che mi è stato dato il compito di dare, prima di tutto è gratuito. E poi se faccio qualcosa, chiaramente non lo faccio con un senso di volermi mettere sulla cattedra, però ultimamente ho letto su Telegram un messaggio in PVT che mi ha fatto cadere le braccia. E il messaggio era perché metto il mio nome e cognome nei circuiti. Prima di tutto perché li ho fatti io. E li ho messi solo ultimamente perché ho notato che ci sono alcune persone che creano dei gruppi e fanno passare e danno spiegazioni dei circuiti che ho fatto io come se li avessero fatti loro. Una volta mi sono addirittura scritto in un gruppo di Facebook e neanche mi lasciavano poter parlare. Allora a questo punto il vostro Marietto ha dovuto metterci la sigla di chi li aveva fatti o divulgati. Poi un'altra cosa è non mandatemi messaggi di luce in PVT chiudendo certi messaggi, perché prima di tutto, io ve l'ho spiegato, i messaggi di luce, no? Prima di tutto, quando li mandate, hanno sempre dietro qualcosa di eterico che magari voi neanche conoscete. Poi, se avete già girato su Facebook a raccogliere tutto, a raccattare tutti i messaggi di luce che girano, voi non sapete mai, e ripeto, mai, chi vi manda messaggi di luce. Quindi lasciate stare i messaggi di luce al vostro Marietto Veneziano, no? E mi raccomando, non scrivetemi, come ha scritto una persona che ho bloccato subito in PVT, delle cose che proprio non hanno senso. Amici, se faccio qualcosa, chiaramente le faccio
col senso di causa, e quindi se metto il mio marchietto in ogni circuito, non in tutti perché in alcuni non l'ho messo, c'è un perché. Quindi i circuiti vanno bene anche col mio marchio. Se voi siete stati abituati che non c'era bisogno del marchietto, lasciate stare, fatevi da voi e non usate i miei. Io non obbligo nessuno a usarli, ecco. No, vi dico questo perché i tempi stanno scarseggiando, io non ho tempo da perdere a leggere certe cose, tantomeno a rispondere a certi messaggi che proprio non hanno senso. E quindi di solito se uno mi scrive queste cose qui, cari amici, io lo blocco immediatamente. E chiaramente sapete che il vostro marietto non ha tempo da perdere. Ok, amici, vi chiedo se invece voi avete tempo di ascoltare il vostro marietto, di iscrivervi al canale del vostro marietto veneziano e al canale di Hildegard e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!